parcheggio coperto dell'area Appiani a Treviso, chiuso con reti metalliche per impedire il bivacco dei migranti. 30 stranieri sgomberati, sit-in in piazza, poi la sistemazione all'ex caserma Serena e a Santa Maria del Sile. Ad un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, incontro nel campus di ingegneria di Padova in ricordo della studentessa alla presenza di Papagino che ribadisce la vita è sacra. Lo zio Andrea posta sui social la voce della 22enne. Il rammarico degli studenti padovani del liceo Tito Livio a cui hanno negato il minuto di rumore in ricordo di Giulia, occasione sprecata, dice la rappresentante della rete studenti medi. L'omicidio di Fiera, oggi in tribunale a Treviso, il PM ha chiesto 4 ergastoli e 3 condanne a 24 anni per gli imputati coinvolti nell'uccisione dell'imprenditore kosovaro Ragip Kolcekci. Tentano un furto in un cantiere edile di via Montella a Treviso, ma vengono sorpresi dalla polizia, arrestati 2 fratelli, a quinto lo sconforto di una famiglia a cui hanno razziato casa per la terza volta. Installata un'antenna 5G a pochi metri dalle case a San Pelaio, la disperazione dei residenti, nessuno è venuto a chiederci un confronto, ci sentiamo abbandonati. Oggi a Merlengo di Ponzano si è rinnovata la tradizione di San Martino, protettore dei fanti. Il santo è arrivato tra i bambini a cavallo. 5 anni fa l'incubo dell'acqua grande a Venezia con le drammatiche immagini della città inondata. Mercoledì alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo il documentario di Media Nord-Est L'Apocalisse di Venezia. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia, questi i titoli, ma subito in apertura il sommario di questa sera. Casa Pound sfila a Bologna, scontri tra antagonisti e polizia, il sindaco parla di una manifestazione di camicie nere, la destra grida alle zecche rosse, Matteo Salvini propone di chiudere i centri sociali occupati dai comunisti. Il clima politico dunque sempre più teso in vista delle elezioni in Emilia Romagna. Questo il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Salvini, chiudere i centri sociali, giusto? 0422 1626 691, la vostra risposta è sì, no. 0422 1626 690, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Allora veniamo alla nostra notizia d'apertura con la giornata concitata che si è vissuta a Treviso dopo lo sgombero questa mattina del parcheggio sotterraneo dell'Appiani dove bivaccavano una trentina di migranti. Ufficialmente l'area è stata sigillata per consentire la pulizia degli spazi. Ne è seguito un sit-in anche davanti alla prefettura. Alla fine una soluzione è stata trovata, ma la polemica è più accesa che mai. 17 sono stati ospitati all'ex caserma Serena, 13 negli spazi della parrocchia di Santa Maria del Sile. La cronaca di questa giornata nel nostro servizio d'apertura. In ogni caso sembra che ci sia disponibilità per accogliere tutti, sia chi ha diritto a stare all'interno dell'accoglienza, che sono comunque la maggior parte, sia chi è qua da più tempo e quindi ha bisogno di un altro tipo di ricovero. Alla fine nessuno sarà lasciato all'addiaccio. Dei 30 migranti sgomberati dal parcheggio sotterraneo dell'Appiani, oltre la metà è stata condotta alla caserma Serena, i restanti a Santa Maria del Sile, accolti da Don Giovanni Kirchner. È metà mattina quando gli operai comunali, impegnati ufficialmente in un'operazione di pulizia preannunciata nei giorni scorsi, iniziano a posizionare reti in metallo così da isolare il piano mezzanino del park. Da anni un dormitorio abusivo, popolato soprattutto di persone provenienti dall'Oriente, India, Pakistan, Afghanistan. Siamo a poche decine di metri dall'ufficio immigrazione della questura. Qui tra garage umidi e degrado ci sono storie, disperazione e speranze. Io 8 mesi. 8 mesi? Sì. E adesso dove andrai? Adesso camp. Camp. Non c'è più visto altro, ma così anche adesso la strada, sì. Ma non va bene qua dove? Non va bene. Come che voglio lui aiutare di assistente sociale, comune sociale, o porpatura, o carabinieri di qua di Treviso, tutti ne chiamo per aiutare. Ma voi riuscite a lavorare oppure non? Non c'è lavoro capo Treviso, no, tre difficile trovare. Perché? Tre difficile, non c'è Perché lavoro, c'è la uova, dai 30 euro un giorno, 30 euro poco, prende sigarette, prende mangiare, finito. Lo sgombero avviene sotto lo sguardo delle forze dell'ordine. A supportare i migranti l'associazione Caminantes, con un sit-in che dall'Appiani è arrivato nel cuore di Treviso davanti alla prefettura, nel mirino Casugana, che avrebbe avviato i lavori di pulizia senza predisporre, questa la denuncia, un piano B.
Il Comune in questo momento ha, peggiorato un problema già preesistente senza preoccuparsi di trovare una soluzione. Quando non c'è un posto, non c'è un bagno, non c'è dove che tu fare per la mangiare, la tutte, ma dove va? Un problema grave. A predisporre la chiusura del parcheggio a Piani il sindaco Conte, che motiva la decisione con una comunicazione da parte dei vigili del fuoco, e sul tema migranti chiede maggiore impegno a prefettura e imprese. Il certificato antincendio è scaduto, quindi sono stati chiusi i piani e chiusi anche gli ascensori. Una revoca che ha fatto traboccare il vaso di Pandora della Piani, quella dei vigili del fuoco al comune di Treviso. Più probabilmente il buon motivo per mettere ognuno di fronte alle proprie responsabilità. E il sindaco sottolinea che il comune di responsabilità ne ha affrontate diverse sul caso del parcheggio a Piani. Sia con la caserma Serena, sia che con gli altri nostri luoghi preposti all'accoglienza, sia con il progetto SPRAR, quindi con l'accoglienza diffusa, quindi il Comune di Treviso la sua parte la sta già facendo. Ora chiedo anche alle altre istituzioni di farsi carico di questo fenomeno migratorio sregolato, che però non può essere accolto in un parcheggio interrato. Il riferimento nemmeno tanto velato è alla prefettura, con cui dall'inizio dello sgombero la parrocchia di Santa Maria del Sile ha chiesto l'autorizzazione a prendersi circa metà di migranti e che nel pomeriggio, dopo l'incontro con il capo di gabinetto, ha autorizzato l'altra metà degli sfrattati della Piani ad entrare nel centro di accoglienza dell'ex caserma Serena. Tutto questo quando il problema era da mesi di pubblico dominio. Sono centinaia le segnalazioni da parte dei cittadini che denunciavano la situazione di degrado e anche di timore, e quindi è fondamentale che ci sia una risposta da parte delle istituzioni. Parcheggio sbarrato fino a cessate esigenze, recitano i cartelli appesi nei sotterranei, che significa per molto tempo, considerando che la Piani era un richiamo continuo per i migranti senza un ricovero. 15 oggi, 15 domani, 15 dopodomani, è una situazione che è insostenibile per un comune da solo. Ma il comune, oltre alla prefettura, per dare una soluzione definitiva sul tema migranti, chiama in causa anche il mondo delle imprese. Coloro che utilizzano questa manodopera si possono anche far carico del vitto e dell'alloggio, perché se ti servono durante il giorno per il lavoro, credo che sia dignità anche dar loro un'ospitalità. Cambiamo argomento. Ad un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin sul campus di ingegneria, dove la studentessa seguiva i corsi, un minuto di silenzio e un incontro commemorativo in suo ricordo, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Prendete chiavi, borracce, voce, tutta la vostra rabbia e facciamoci sentire. Dal silenzio al rumore nel ricordo di Giulia, perché Giulia è diventata presenza dolce e silenziosa, ma allo stesso tempo con la sua morte ha scosso le coscienze. È l'omaggio dell'Università di Padova e del Dipartimento di Ingegneria per la studentessa 22enne ad un anno dal suo assassinio per mano di Filippo Turetta, suo ex fidanzato e compagno di università. Commosso dalla presenza di centinaia di studentesse e studenti, Gino Cecchettin ha ricordato tutte le vittime di violenza. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima, ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore. E Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Dalla panchina rossa nel cortile alla prossima inaugurazione di un'aula studio dedicata a Giulia, tanti simboli per attirare l'attenzione, ma in quest'ultimo anno l'università ha cercato di agire con formazione contro la violenza di genere e il progetto Unire con sportelli antiviolenza. Noi dobbiamo partire da lì, dai comportamenti, dai linguaggi, quello che a volte sembra una battuta o un'azione innocua magari può nascondere delle situazioni difficili poi che evolvono. E l'altra cosa che io penso sia importante è che tutti noi dobbiamo fare un forte esame di coscienza. Impegniamoci tutte e tutti a fare la nostra parte, in memoria di Giulia, per sostenere la parità di genere e il rispetto reciproco
in queste aule e in tutti gli ambienti della nostra università. Ma Giulia in questo 11 novembre era nei volti delle ragazze e dei ragazzi che hanno scosso chiavi e sonagli, il rumore della consapevolezza raggiunta dopo il suo sacrificio. Non possiamo dimenticare Giulia, perché ha segnato un punto di provocazione per quanto riguarda una più vera consapevolezza nel riconoscere l'altro nel rispetto della sua diversità e di scegliere liberamente. Giulia è diventato un simbolo di una lotta che viene portata avanti da tanti anni, ma che forse finalmente se ne sta dando la giusta attenzione. Non dobbiamo più lasciar passare commenti inopportuni, catcalling e quant'altro, ma far notare queste cose. Deve essere affrontato da chiunque a prescindere dal genere, anzi percorsi di decostruzione, e quindi percorsi che fanno in modo che gli individui si rendano conto magari anche da che strutture culturali e sociali sono in qualche modo spinti a comportarsi in un modo oppure in un altro, devono portarli avanti soprattutto anche gli uomini. Il liceo classico Tito Livio, dove la 22enne si era diplomata, invece ha scelto il silenzio con un messaggio scritto dal preside nel sito, una decisione che non ha riscosso il favore degli studenti. E tante le iniziative oggi per ricordare Giulia Cecchettin. Lo zio Andrea ha voluto pubblicare su Facebook un audio con la sua voce. Voi state tutti bene? Salutami tutti. Un anno senza te. Postando un suo audio accompagnato da una delle immagini sorridenti, lo zio di Giulia, Andrea, ha voluto ricordare così la nipote barbaramente uccisa. Che ci siano solo bei ricordi di te, ha aggiunto. È trascorso un anno, ma il ricordo di Giulia è più vivo che mai. Oggi come allora anche nei cuori della gente, come chi le ha voluto portare un fiore. Per Giulia, cara, per Giulia. Ragazze, state attente. Io spero che su tante qualcuna capisca, e anche i ragazzi capiscono cosa è giusto, perché la vita è bella e bisogna vivere. Non solo Fossò con la deposizione di un mazzo di rose bianche per Giulia e contro la violenza sulle donne, ma anche il comune di Vigonovo ha voluto ricordarla a un anno dalla sua morte, che ha scosso più di una comunità, e l'ha fatto attraverso la musica, un momento cui ha preso parte anche Gino Cecchettin. La musica era una delle sue passioni, perché la musica ci ha consentito di trascorrere qualche istante riflettendo su tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi e in questo anno. A suonare per lei, accanto alle scarpette rosse appese, il pianista fuori posto che tra i vari brani ne ha proposto uno scritto appositamente per Giulia. È una composizione che ho fatto l'altro giorno quando ho pensato di venire qui a questa commemorazione, e mi è arrivata come spesso succede quando compongo, mi arriva dall'alto, ecco. Quindi forse era un suggerimento di Giulia direttamente dall'alto. Il sindaco di Vigonovo ha poi annunciato una dedica speciale per Giulia. La nostra proposta è stata quella di definire un'area, ma definirla non solo a Giulia, ma a Giulia dottoressa in ingegneria biomedica, perché riteniamo che sia un suo merito, sia frutto del suo sacrificio come studentessa, che le è stato riconosciuto e che anche noi con questo gesto vogliamo ricordare e ribadire. Torniamo a parlare dell'omicidio di Fiera a Treviso. Oggi in tribunale il PM ha chiesto 4 ergastoli e 3 condanne a 24 anni per gli imputati coinvolti nell'uccisione dell'imprenditore kosovaro Kolgeci. Una rissa violenta terminata con un omicidio. Era il 22 ottobre del 2022 quando in zona Fiera, nel piazzale antistante il bar La Musa di Viale 4 Novembre, fu ucciso l'imprenditore kosovaro Rajip Kolgeci. Il pubblico ministero ha chiesto per gli imputati coinvolti nel grave fatto di sangue 4 ergastoli per Afrim Mangiuca, 52enne, che avrebbe sferato a Kolgeci il colpo di coltello letale, il 34enne Valmir Gashi, che avrebbe colpito la vittima alla testa con una chiave di quelle usate per cambiare le gomme dell'auto, e i fratelli dei 2 indagati principali, il 35enne Leonard Gashi e il 54enne Besin Mangiuca, che con il loro comportamento avrebbero tenuto lontani i parenti del 51enne, favorendo così l'omicidio. Per i 4 il pubblico ministero ha anche invocato l'isolamento diurno per 10 mesi. Ed ancora sono stati chieste altre 3 condanne a 24 anni per altri 2 albanesi ed un kosovaro appartenente alla banda. Infine 4 le assoluzioni, perché a processo non è emersa la prova di una partecipazione attiva all'omicidio
omicidio. L'avvocato Fabio Crea, che assiste le parti civili, i familiari della vittima, ha chiesto un risarcimento di quasi 1,5 milioni. Il delitto sarebbe maturato in un contesto permeato, ha detto il sostituto procuratore, di una mentalità premafiosa e di una cultura della sopraffazione e sottomissione a cui il gruppo che faceva capo ad Afrin Mangiuca era dedito. Prossima udienza il 21 novembre, con la parola che passa ora alle difese degli imputati. Omicidio di Paderno del Grappa, nuova udienza questa mattina al Tribunale dei Minori di Venezia a carico del giovane che lo scorso 20 gennaio uccise Bledar Dedi, il giardiniere albanese di 39 anni. Dopo il confronto tra i due periti che hanno ricostruito quel drammatico giorno, quando il giovane sferrò diverse coltellate al 39enne, nella prossima udienza sarà la volta del consulente psichiatrico che dovrà stabilire il grado o meno di consapevolezza del 18enne durante il delitto, il 4 dicembre, di nuovo in aula. Hanno tentato di mettere a segno un colpo in un cantiere edile, ma sono stati sorpresi dalla polizia. In manette sono finiti 2 fratelli e è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Hanno scavalcato la recinzione di una palazzina in costruzione, ma sono stati sorpresi da un cittadino residente nelle vicinanze che ha immediatamente allertato il 113. Sul posto in via Montello si sono precipitate alcune volanti. È accaduto la notte tra sabato e domenica. La questura in questi giorni ha intensificato i controlli per far fronte all'emergenza dei furti in abitazione. I 3 ladri hanno tentato la fuga. Il primo ad essere fermato è stato un 24enne romeno che ha scavalcato la recinzione del cantiere nella direzione opposta rispetto a quello in cui erano intervenuti i poliziotti. L'uomo tuttavia è stato bloccato ed arrestato. Stessa sorte per il fratello 34enne che ha goffamente provato a nascondersi nei sedili posteriori dell'autovettura con cui erano arrivati sul posto, parcheggiata proprio nei pressi del cantiere edile. La successiva perquisizione degli arrestati ha consentito di rinvenire un coltello e diversi arnesi atti allo scasso posti sotto sequestro. Recuperato anche il documento d'identità del terzo complice, un connazionale classe 2002 che dopo circa mezz'ora è stato rintracciato a poche centinaia di metri dal cantiere, denunciato in stato di libertà per tentato furto. Un buco sul muro nel retro dello stabile che appartiene al complesso del Biscione di Conegliano. Così i ladri sono entrati nella profumeria Sephora di via Cristoforo Colombo. Il colpo all'alba prima che il negozio aprisse. Ad accorgersi di quanto accaduto questa mattina i dipendenti, quando sono arrivati per iniziare il turno di lavoro, sembra che nessuno dei residenti si sia accorto di quanto accaduto. Ancora da quantificare il bottino, carabinieri al lavoro per risalire ai responsabili. Dopo via Kennedy, dove i ladri erano entrati in azione venerdì scorso, ancora furti in casa a Quinto di Treviso e sempre all'imbrunire il racconto della proprietaria dell'abitazione presa di mira. Ieri sera, anche se non hanno portato via nulla, racconta, è comunque devastante. In mezz'ora siamo stati via e non abbiamo acceso l'allarme. Ecco, questo sì, devo dire la verità. Perché ho detto tanto è mezz'oretta, sono stati 3/4 d'ora e ci hanno fregato. Una quarantina di minuti, tanto è bastato ai malviventi per introdursi in una villetta di via San Cassiano, a pochi chilometri dal centro di Quinto di Treviso. I proprietari intorno alle 16:30 sono usciti, poco più tardi alle 17:15 è rientrato il figlio. Abbiamo trovato aperta la camera, però probabilmente sono stati disturbati, hanno appena fatto a tempo a aprire 2 o 3 cassetti della camera e basta. Tutto sottosopra, hanno rovesciato tutti i cassetti sopra il letto, non hanno trovato niente. Il ritorno a casa del figlio probabilmente ha disturbato i ladri che sono fuggiti attraverso i campi, come dimostrano i segni lasciati sulla rete di recinzione prima di portare a termine il loro piano. Anche qualche anno fa era stato sempre lui a mettere in fuga i malviventi. È sempre lui il fortunato che è arrivato e con i fanali della macchina, visto che arrivavano da dietro. Per questa famiglia è il terzo colpo da quando abita qui, un trauma che si rinnova ogni volta lasciando un segno profondo. È devastante, non va di là di tutto che non hanno preso niente, eccetera, però è devastante, sì. Ti lascia il segno. Purtroppo non si tratta del primo furto messo a segno in questa zona, con l'inevitabile inquietudine che cresce tra i residenti. Là mi sembra che sono andati già 3 volte nel giro di qualche anno, nella prima lì altre 2. Noi qua fortunatamente queste 2 non le hanno ancora toccate, ma prima o poi... Ma come si vive con questa consapevolezza che prima o poi potrebbe succedere? Bene non si vive, la roba brutta è quella che mettono le mani nella tua proprietà, nella tua intimità, e quello dà fastidio. Spacciava fuori dalle scuole, daspo urbano per un nigeriano 30enne, il provvedimento del questore di Treviso.
Oltre 800 dosi di sostanza stupefacente spacciata fuori dalle scuole all'interno del parco della parrocchia di San Liberale. Gli acquirenti, soprattutto giovanissimi e anche minori, per un giro d'affari di oltre 40.000 euro. L'uomo da tempo era controllato e pedinato. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un DASP urbano nei confronti del pusher. Si tratta di un cittadino nigeriano di 30 anni. Il provvedimento trae origine dalle indagini condotte dall'Arma dei Carabinieri che hanno consentito di ricostruire una fiorente attività di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana portata avanti dal trentenne già a partire dall'aprile del 2022. L'attività dei militari dell'Arma è culminata la scorsa settimana nella notifica al trentenne della misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto. Alla misura cautelare si aggiunge adesso la misura di prevenzione del questore che impone all'uomo di non avvicinarsi per 5 anni agli istituti scolastici limitrofi al parco della parrocchia di San Liberale. Per anni avrebbero gonfiato i bilanci di esercizio per nascondere il dissesto finanziario della società immobiliare per 11,5 milioni di euro, denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso i 3 soci. Bilanci di esercizio gonfiati per un totale di 11 milioni e mezzo di euro. È l'espediente usato da una società immobiliare del Coneglianese per nascondere il dissesto finanziario in cui versava già dal 2011, denunciati i 3 soci. Hanno continuato ad amministrarla aggravando in questo modo il dissesto e occultandolo attraverso la sopravvalutazione di bilanci dal 2011 al 2017. Per tale motivo sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Un dissesto finanziario che pesava già da anni sulla società, un buco di circa 6 milioni e mezzo di euro tamponato con la sopravvalutazione dei bilanci. È stato l'espediente principale che gli indagati hanno utilizzato per nascondere ai terzi, banche, fornitori, Stato, l'insolvenza della loro società. Nel dettaglio gli indagati hanno sopravvalutato il valore di alcuni immobili di cui l'azienda amministrata era proprietaria e inoltre hanno anche alterato il reale valore della partecipazione di una società controllata dalla loro immobiliare. Dalle indagini delle Fiamme Gialle di Treviso è emerso anche il riconoscimento ad uno dei 3 amministratori di 135.000 euro erogato nel corso del 2017 nonostante la consapevolezza dei soci delle condizioni in cui versava l'attività, fallita poi nel 2019. La Procura di Treviso, alla luce del quadro probatorio acquisito, ha disposto la conclusione delle indagini preliminari. Nel pomeriggio oltre 400 persone hanno partecipato ai funerali di Rina Beetz, volto della cooperazione sociale nella Marca. Nostra sorella Rina, una cristiana profondamente convinta della sua fede e della dimensione sociale della fede cristiana. Con queste parole il vescovo di Vittorio Veneto ha accolto la salma di Rina Beetz, scomparsa venerdì scorso a 91 anni, per l'ultimo saluto nella chiesa di Orsago. Oltre 400 persone hanno partecipato alle esequie presiedute da Monsignor Corrado Pizziolo e concelebrate dal vicario della diocesi di Treviso, Monsignor Mauro Motterlini, con l'omelia tenuta da Monsignor Giuseppe Rizzo, profondo conoscitore della vicenda umana e spirituale di questa donna che ha fatto dell'impegno verso gli altri la sua missione di vita. La sua visione era in sintonia profonda con il grande pensiero cristiano. Rina immaginava la sua opera come un patto per il bene. Nei convegni promossi dalla Fondazione Ispirazione si approfondivano le encicliche sociali dei papi, il bene dell'umanità che ha a che fare col mondo, col creato. Si riprendeva il pensiero di Giuseppe Toniolo, la figura illuminata, illuminante per lei, che era fonte della sua devozione e anche di ispirazione, il fondatore della sociologia politica e della politica sociale in Italia. Ad ascoltarlo i volti del sindacato, dell'Azione Cattolica, ma anche della politica del suo tempo, di quella sinistra democristiana a cui chiedeva sostegno per i suoi progetti di cooperazione per la dignità del lavoro. E non a caso c'era anche il mondo delle cooperative, da quelle agricole a quelle sociali. E l'eredità di Rina Beetz continua nella cooperativa Insieme si può, che ha dato e sta dando a tante donne la dignità del lavoro. Una vita vissuta con un motto che Monsignor Rizzo ha voluto ripetere ancora una volta. Uno dei suoi aforismi più frequenti, che c'è anche nella sua autobiografia, fu:
ho cercato di fare bene il bene. Al termine della celebrazione, l'ultimo saluto laico si è tenuto sul sagrato della chiesa, dove l'attuale presidente della cooperativa l'ha salutata così. Oggi deve essere una festa come tu volevi e quindi nella gioia, ecco, chissà che tu possa incontrare il Signore. Installata una rete 5G a pochi metri dalle case di via San Pelaio a Treviso, residenti disperati, nessuno è venuto a chiederci un confronto, dicono ci sentiamo abbandonati. Un risveglio rumoroso e per nulla gradito per i residenti di via San Pelaio a Treviso, installata a pochi metri dalle case un'antenna 5G. Ed è cominciato tutto un pomeriggio del 9 di ottobre che mi sono accorta, ero dietro casa, che si è fermato una macchina con un logo e ho visto che questo logo mi portava a un sito dove fanno impianti di telefonia mobile. Nessun avviso, nessuna comunicazione. Da ottobre, quando i lavori di studio per il posizionamento dell'antenna sono iniziati, nessuno si è fatto avanti per avvisare le famiglie. Posizionata su un terreno privato prima di uno dei residenti delle case vicine e poi venduto, i nuovi proprietari hanno dato il via libera alla società di telefonia nonostante la ferma contrarietà dei residenti che abitano a meno di 20 metri da dove il pilone è stato installato. Noi viviamo dal 9 di ottobre in un limbo della disperazione perché non c'è strada che tu puoi andare a chiedere aiuto, cioè dimenticata da tutti, è un Far West. Con l'abrogazione della legge Gasparri che regolamentava a livello nazionale l'installazione delle antenne, ora i proprietari dei terreni possono autorizzare il loro posizionamento con un compenso annuo che si aggira intorno ai 15.000 euro. Dei comuni, infatti, le decisioni che riguardano solo il suolo pubblico. Il comune aspetta semplicemente la firma dell'ASL per quanto riguarda dell'ASL e dopo il comune chiude la cosa praticamente, ma deve avere i consensi di questi due enti prima. Preoccupati per le possibili ripercussioni che l'antenna può avere per la salute, i residenti sono ora disperati. A cambiare sarà non solo il paesaggio ma anche il valore immobiliare delle loro case. La nostra preoccupazione va principalmente per la nostra salute e la salute ad esempio di mio figlio che ha appena 2 anni. A causa di questa antenna avremmo dovuto iniziare i lavori della casa, ma a questo punto abbiamo bloccato tutto. La rabbia è tanta. La rabbia è tanta perché se vediamo il contesto dove è stata messa è normale che ci sia una rabbia. E adesso lo sport con il calcio, la vittoria di misura del Treviso contro il Caravaggio, la vetta della classifica resta alla portata dei biancocelesti, domenica trasferta in Val Brembana. Il terzetto di testa stacca le inseguitrici, ma il Treviso rimane dietro a Campodarsego e Dolomiti Bellunesi senza riuscire ad agganciarle. La vittoria per 1-0 contro i bergamaschi del Caravaggio permette all'11 di mister Cacciatore di rimanere in corsa per la vetta, ma non convince fino in fondo. Prestazione sofferta, troppa fatica contro i rivali lombardi. Un primo tempo senza sorprese, un avvio di ripresa che sblocca la situazione con il gol di Burato dopo 3 minuti dal fischio dell'arbitro. Poi la metacampo biancoceleste diventa un fortino da difendere non senza difficoltà dagli assalti ospiti, fino al 90° con gli ultimi minuti che si trasformano in un vero e proprio assedio. Prova comunque superata, i 3 punti erano fondamentali per non lasciar scappar via Campodarsego e Dolomiti, appaiate in testa a 29 punti contro i 27 dei trevigiani, sebbene capolista rimanga la formazione padovana, forte della differenza reti e dell'1-0 inflitto in trasferta al Noale. Reduci da un successo anche i bellunesi, vittoriosi per 2-1 contro il Montecchio Maggiore. Domenica si torna in campo in Val Brembana contro il Villavalle, compagine che è diretta inseguitrice in classifica del Treviso. Se vogliono tenere il passo di chi guida il girone, i biancocelesti dovranno trovare una nuova fluidità in attacco. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. I cambiamenti climatici stanno causando pesanti danni agli agricoltori che fanno un primo bilancio di questa stagione proprio nel giorno di San Martino, 11 novembre, che per il mondo contadino ha un significato particolare. È gravissima la situazione, e specialmente perché è diventato difficile produrre, è difficile anche per il nostro guadagno. Per ricavare qualcosa devi lavorare tanto e poca soddisfazione del guadagno.
Tiziano Menuzzo, agricoltore di Merlengo, racconta così oggi il suo lavoro, nel quale non sempre la fatica viene ripagata dal giusto guadagno. In questo 11 novembre nel suo terreno ha accolto le celebrazioni di San Martino, che per la tradizione contadina coincideva con la fine dei contratti dei mezzadri. Coloro che erano riusciti a dare un buon raccolto potevano rimanere nel podere, altrimenti dovevano trovare un altro casato per sopravvivere. I tempi sono cambiati, ma per chi coltiva i frutti della terra l'impegno e la dedizione sono rimasti immutati. Al lavoro di sempre ora si aggiungono i cambiamenti climatici, i periodi di siccità ai quali si contrappongono mesi di piogge. Stando ai dati della regione, nel mese di ottobre in Veneto sono mediamente caduti 256 mm di pioggia, contro la media del periodo 1994-2023 di 110 mm. Da inizio anno sono caduti 1498 mm di precipitazione, a fronte di una media di 894 mm. Si sono dunque registrate nei primi 10 mesi del 2024 precipitazioni maggiori del 68% rispetto alla media. Io ho 60 anni e questa cosa di tutte queste piogge, tutti i 2 mesi di pioggia primavera e autunno non le ho mai viste. Alle volte vi viene da dire mollo tutto? Delle volte, perché abbiamo il futuro per i figli, diciamo di cambiare attività, perché il pensiero nostro, ormai siamo arrivati a una certa età noi della pensione, però è sempre il problema dei figli come andranno avanti. È quello il nostro problema, perché la soddisfazione è vedere i figli che prendono il tuo lavoro e che vanno avanti. Però se non c'è questa soddisfazione tu muori dentro prima. L'agricoltura non rappresenta per i nostri territori solo un lavoro, ma radici della nostra storia che non vanno recise. La nostra cultura deve essere la nostra cultura, perché le cose buone sono quelle fatte nella propria produzione dell'Italia. E proprio oggi a Merlengo è stata festeggiata la tradizione di San Martino, protettore dei fanti. Facciamo un applauso. San Martino arriva a cavallo. Lungo il suo percorso incontra un mendicante infreddolito al quale dona un pezzo del proprio mantello perché possa scaldarsi. La tradizione si rinnova a Merlengo di fronte a uno degli oltre 100 capitelli della frazione di Ponzano, quello dedicato proprio al santo, patrono dei fanti. Vogliamo trasmettere alle nuove generazioni quelle che sono le tradizioni, dei valori che ha incarnato San Martino con la sua opera e la sua beneficenza che ha fatto. Ad accogliere l'arrivo di San Martino i bimbi delle scuole dell'infanzia, ai quali è stata spiegata la storia del santo e l'importanza di dedicarsi a chi ne ha bisogno. In questi anni è sempre più difficile riuscire a donare o accorgersi del vicino di casa o anche del compagno di classe che ha bisogno di qualcosa. Spesso, magari anche solo del tempo, dedicare un po' di attenzione a chi ne ha bisogno o semplicemente far capire la nostra vicinanza. A benedire le celebrazioni Don Matteo, da 2 settimane parroco di Paderno, Ponzano e Merlengo, al suo primo evento pubblico, che nel discorso ai bimbi ha sottolineato come accanto alla figura di San Martino si ricordino anche i frutti della terra che si celebrano in questo periodo dell'anno. Ma è un raccolto che va condiviso, i frutti della terra sono per tutti, sono perché come dono possono davvero alimentare e sostenere la vita di tutti. La figura di San Martino, attraverso quel gesto per cui viene ricordato, quello del mantello tagliato, donato al povero, ci richiama alla condivisione. E oggi c'è stato un compleanno speciale a Silea, lo vediamo in queste immagini con la sindaca di Silea, Rossella Cendron, che ha voluto portare gli auguri di tutta la comunità a Emma Mattiuzzo in Beraldo, che ha compiuto 100 anni, e per lei anche una rosa d'argento per questo importante traguardo, e anche da parte nostra tanti auguri per questi 100 anni. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia.
È finita nel peggiore dei modi la bravata di 3 minorenni di Livina Longo, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, che sabato sera hanno preso l'auto di un amico maggiorenne senza il suo consenso e hanno iniziato a percorrere la strada che conduce alla frazione di Vallazza. Ad un tratto, chi era al volante ha perso il controllo della Volkswagen Polo, che si è schiantata contro un albero. Ad avere la peggio è stato uno dei 3 giovani, che ha riportato un grave trauma cranico e che è stato elitrasportato all'ospedale di Trento, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L'allarme è stato lanciato intorno alle 2:30 di ieri notte e ha fatto convergere nella zona i carabinieri di Arabba, i vigili del fuoco e il SUEM. Feriti in modo lieve anche gli altri 2 occupanti dell'auto, medicati e dimessi già nella mattinata di ieri. La strada dove è accaduto l'incidente è ufficialmente chiusa al traffico dal 2018, dopo il passaggio della tempesta Vaia. I carabinieri hanno già provveduto a comminare sanzioni per guida senza patente e stanno svolgendo accertamenti per ricostruire dinamica e responsabilità dello schianto. E grave infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 7:30 alla Spicam, azienda metalmeccanica di Fonzaso. Un operaio di 45 anni del posto si è ferito mentre lavorava con una fresatrice. Immediata la chiamata dei soccorsi da parte dei colleghi, che ha fatto convergere l'ambulanza del Santa Maria del Prato di Feltre e l'elicottero del 118 decollato da Pieve di Cadore. Stabilizzato, l'operaio è stato trasferito al Cafoncello di Treviso. In fabbrica sono arrivati i carabinieri e il personale dello Spisal, che ha avviato gli accertamenti del caso. San Martino, santo patrono del capoluogo, basilica affollata per la cerimonia. San Martino, un santo che nell'immaginario popolare rimane per la leggenda del suo mantello donato a chi aveva freddo. Un santo così ricordato dal vescovo, che ha officiato in cattedrale la messa in ricordo del suo essere patrono di Belluno. San Martino è un simbolo universale, in particolare con il suo gesto di condivisione del suo mantello, indice della sua dignità e di una vita da ricollocare e da liberare dalla triste condizione di essere estranea all'amore. Chiesa affollata e tutte le autorità presenti per un momento che sottolinea la coesione di una comunità. Una forte emozione, vedo una grande partecipazione, una manifestazione, una celebrazione molto sentita. Importante esserci, fa piacere stringersi intorno a questa comunità in un giorno così importante. È davvero una giornata in cui la comunità si riunisce intorno alla sua chiesa, al suo patrono, quindi è davvero un momento importante in cui ci ritroviamo tutti. San Martino è il patrono della nostra città e, come abbiamo visto anche stamattina in cattedrale, è molto sentito, molto partecipato. Questo sia un bel segno per la nostra comunità, per fare comunità e per tramandare questi valori che San Martino ci ha insegnato. Io immagino che San Martino rappresenti per tutti noi una parabola umanissima di cura vicendevole, di sguardo premuroso, di braccio e mano tesi a spezzare istinti di chiusura e di indifferenza. San Martino, a lungo ricordato e raccontato dal vescovo, perché il suo esempio possa essere testimonianza nel presente di come va vissuto l'essere cristiani ogni giorno. San Martino ora attira la nostra attenzione. Concludendo la vita di San Martino, Sulpicio Severo dice che fu accolto nel seno di Abramo, lui umile e modesto. Vogliamo guardare a lui per reimparare la vita, il senso profondo del nostro impegnarci in questa avventura umana. Adino Bridda, giornalista, scrittore, racconta storie di cultura e tradizioni locali. La conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Belluno ha conferito il 52esimo premio San Martino. La cerimonia ufficiale si è svolta questa mattina al Teatro Buzzati.
Festeggiamo Dino Bridda e direi che se lo merita davvero. Luciano Bassi, presidente del Consiglio Comunale di Belluno, annuncia così il conferimento del premio San Martino a Bridda, scelto dalla conferenza dei capigruppo fra le candidature arrivate a Palazzo Rosso sostenute dalle firme dei cittadini. Cantore di storia, cultura e tradizioni locali, Dino Bridda, bellunese, doc e giornalista dal 1967, arresto del Carlino prima e tuttora collaboratore del Gazzettino. La sua firma presente sulla quasi totalità delle pubblicazioni edite in provincia, la sua voce e il suo volto noti nel mondo radiofonico e televisivo locale, sempre fiero del suo territorio. Io ho cercato anche oggi di parlare alla gente, ai miei concittadini, e a esortarli anche ad amare la propria città. Noi abbiamo un difetto, noi bellunesi, inutile di nascondercelo, ci sottovalutiamo, però vorrei anche dire che questa città ha dato i Natali a un certo Dino Buzzati, così tanto per... il territorio ha dato un Natale a un certo Albino Luciani e dall'altra parte un Tiziano Vecellio. Io mi fermo solo qua, ma l'elenco sarebbe lungo. Bridda, per 16 anni cerimoniere del premio, ha vissuto l'evento con l'emozione della prima volta sul palco da protagonista ed è stato caloroso e appassionato il racconto della sua formazione, della sua attività professionale, della sua infanzia trascorsa fra l'edicola tabaccheria dei genitori in Piazza Duomo, con le lezioni e le partite di pallone supervisionate, per il Marachelle si intende, da Don Albino Luciani. L'hai dedicato a qualcuno questo premio? Chiaramente ai genitori che mi hanno educato e mi hanno lasciato sempre fare quello che volevo. E poi, no, se non c'è quella donna che è a fianco a te non combini niente. E fra un paio d'anni faremo le nozze d'oro e poi la memoria di chi ti ha dato la vita. Platea delle grandi occasioni al Comunale, dove graditissima è stata l'esibizione di Margherita Sant'Anastasio e di Valentina Frezza, rispettivamente allieva e docente di canto moderno della Scuola Comunale di Musica Miari. Unica nota dolente, anche quest'anno non è stato assegnato il premio alla categoria giovani. Non ci sono arrivate segnalazioni di nessun tipo per i giovani, probabilmente perché non c'è una motivazione preparata prima, cioè, secondo me andrebbe preparata già mesi prima, già chiedendo alla popolazione di mandare dei nomi di giovani validi, ce ne sono tantissimi, o che lavorano a Belluno, o che lavorano anche fuori Belluno, ma ce ne sarebbero veramente tanti. Peccato, adesso vediamo il prossimo anno, speriamo, io spero. 5 anni fa l'incubo dell'acqua grande a Venezia, con le drammatiche immagini della città inondata come raramente era successo, e quelle di intere zone del Veneto devastate sono ancora stampate nella nostra memoria. Vaporetti alla deriva, ampie zone di Venezia trasformate in enormi torrenti vorticosi, i locali e le attività commerciali danneggiate, così come le abitazioni. Immagini incredibili che confermavano come l'acqua alta avesse raggiunto i 187 centimetri. Per non dimenticare, mercoledì 13 alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo l'Apocalisse di Venezia, il documentario di Media Nord-Est con le voci e le immagini di quei drammatici giorni. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.